prima partita ufficiale di campionato si torna a Leugano, ci sono diciamo tanti motivi per inseguire, per prendere questi 3 punti, perché insomma bisogna riscattare la sconfitta di domenica, il compleanno del Padova, bisogna riscattare la sconfitta dell'andata, insomma ce n'è di tutto e di più. Sì, in primis c'è la classifica, perché io guardo la classifica, c'è da fare, sarebbe da fare questi 3 punti, poi tutte le altre cose le hanno già parlato anche i ragazzi durante la settimana insieme nelle interviste, quindi lo sanno quanto è importante questa partita, al di là del fatto che tutte queste cose c'è proprio da continuare, una corsa è stata interrotta, insomma. La partita non è semplice, hanno cambiato allenatore, ci sono notizie, non sappiamo bene come arriveranno, con che modulo, comunque dai ragazzi sanno cosa devono fare, il mister gli ha già parlato, quindi l'importante è l'atteggiamento, quello sanno che non devo sbagliarlo mai, è una delle prime cose cui Oscar ci tiene, quindi è quello la cosa più importante, poi insomma, i valori tecnici penso che dopo possono venire fuori. Insomma. Quindi un Padova cattivo, determinato sin dai primi minuti, così come era stato anche a Forlì, dove ha dominato per la prima mezz'ora, lì è mancato solo il gol. Sì, sono quelle partite che nascono un po' così, io già cominciavo a preoccuparmi dopo i 3-4 gol sbagliati, dicevo, "Aia". E sono così, però insomma dobbiamo comunque dimenticare Forlì, pensare, insomma, non farci delle troppi, troppe blocchi mentali, cioè andiamo via, cioè, è andata così, amen, adesso guardiamo la prossima, il Fano, e non guardiamo la classifica del Fano perché adesso nel ritorno tutte cambiano, perché cominci a guardare tutte le squadre guardano la classifica, perché l'andata se giocano un po' più spensierati, non avendo, adesso cominci a guardare la classifica, l'atteggiamento cambia e quindi noi dobbiamo essere più motivati di loro, quello è importante. Insomma. Ecco, il Forlì al di là della classifica era una squadra in salute, lo dicevano i risultati che avevano ottenuto. Il Fano da questo punto di vista ha cambiato allenatore, ha 2 squalifiche pesanti, la formazione è praticamente obbligata, alibi non ce ne sono più domani, bisogna vincere a tutti i costi. Bisogna cercare di vincere. Il vincere a tutti i costi non mi è mai piaciuto perché insomma, chi frequenta un po' il calcio da un po' di anni sa che non c'è niente di scontato nel calcio, quindi tutto può succedere. Speriamo che non succeda quello che non vorremmo che succedesse. Però insomma io penso che se i ragazzi entrano come domenica non è che devono fare una cosa diversa di quello che hanno fatto domenica. L'atteggiamento è stato giusto all'inizio. Speriamo che magari un po' più di fortuna ci giri, insomma, o qualche arbitro veda un po' meglio. Un padovano sulla panchina del Padova nel giorno del compleanno del club, quasi un segno del destino. Sì, poi c'è la mia campagna che canta anche prima della partita, quindi chiudiamo tutto il cerchio. No, dai, fa piacere. Insomma, la mia città si sa quanto ci tenga io a questa squadra, a questi colori, quindi non serve che ripeta. Insomma. L'importante però comunque, ti dico, al di là di tutte queste romanticherie, l'importante è il risultato, quello che facciamo domani. Insomma. In panchina che tipo sei tu, Andrea? Sei uno che si sbraccia, che sta fermo? Sì, mi devo un po' muovere perché sono piccolino, non me ne si vede allora molto, allora devo fare un po' di sci. No, sono tranquillo, io sono un tranquillo, cioè un finto tranquillo a volte perché magari dentro c'ho, però devo, insomma, bisogna, sono state già troppe squalifiche ultimamente, se no facciamo, non va più nessuno in panchina. E allora bisogna stare tranquilli, anche perché poi i ragazzi tanto sanno cosa devono fare, non serve, basta star là. Per i ragazzi è importante secondo me la presenza, due cosine dice ogni tanto, per il resto insomma è una squadra che sta comunque giocando come sa che deve giocare, insomma. Tu hai dei trascorsi anche Alfano, che si perdono un po' nella notte dei tempi, però, però ci sono, un anno, no? Sì, sì, ho fatto un anno in C1 nell'85, sì, proprio notte dei tempi. No, è stata una bella esperienza, sono stato bene. Abitavo vicino al mare, mangiavo il pesce, era buono, tutto bene. Ti tocca l'ingrato compito di rispondere alle domande che solitamente faremmo al mister. Berardocco sì o no? Non lo sappiamo, cioè ancora non si decide, il mister la formazione la dà in spogliatoio la domenica, quindi no, ancora decisioni non ci sono, anche perché non so, dovreste chiedere a lui. Quindi sono cose che poi c'è un altro allenamento, bisogna valutare tante cose, insomma. Però il ragazzo è disponibile,
si sta allenando bene, si è inserito bene sia lui come Dechenko, quindi sono giocatori che saranno importanti per noi, quello è cioè, però rimane sempre la forza del gruppo che è trainante in questa squadra. È positivo che anche stavolta comunque siano tutti a disposizione, a parte Derisio. Neto si è allenato solo ieri, però ci pare che sia arruolabile. Sì, sì, Neto è a posto, ha preso questa botta domenica, però insomma è stato più una questione di salvaguardia del ragazzo che magari un effettivo problema. Quindi è stato un po' gestito, adesso sta bene, anche perché insomma non è più un ragazzino, quindi è giusto che, anche se quando è in campo sembra un ragazzino ancora comunque. Ti dicevi proprio all'inizio, prima di tutto conta la classifica, domani si gioca Venezia-Parma, si gioca anche prima del vostro ingresso in campo, quindi non so, vi auspicate, c'è un risultato che ti auspichi oppure può condizionarvi, tra virgolette? No, è troppo lunga ancora, ci sono tante giornate. Noi dobbiamo pensare a fare i punti noi, perché se cominciamo a guardare gli altri, dopo perdi quel che è il tuo dovere. Il nostro dovere è fare una partita forte, intensa, aggressiva e di portare a casa la vittoria. Ma lo comunicherete alla squadra il risultato o farete in modo magari che non si sappia in spogliatoio? Ma c'hanno tutti i telefonini adesso, cioè una volta magari dovevi